Lo Statuto siciliano compie 75 anni di età dalla proclamazione dell'autonomia siciliana e della sua attuazione. L'autonomia politica, legislativa, amministrativa e fiscale della Sicilia si ottenne grazie alla strenua lotta della classe politica e dirigente operata dal luglio del 43 fino al 15 maggio 46, disciplinata dalla legge costituzionale 2 del 1948, statuto speciale, articolo 116 della Costituzione italiana, che l'ha dotata di un'ampia autonomia legislativa, fiscale e amministrativa. A tal riguardo, in una nota stampa, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, esprime la sua considerazione sullo stesso. Bisogna adeguarlo a dimensione costituzionale, nazionale e comunitaria. Musumeci continua affermando come possiamo investire sulla nostra natura di regione speciale per tentare di recuperare parte del tempo perduto nei decenni passati e inventare una strategia di crescita e di sviluppo, libera da ogni sciocco rivendicazionalismo. Tutti gli osservatori economici, continua Musumeci, ci dicono che da soli i settori produttivi tradizionali non bastano a far decollare il nostro PIL. Da 30 anni restiamo inchiodati in una coda alla classifica delle regioni italiane. Il limite che ci portiamo dietro come una zavorra è la condizione di marginalità e perificità della Sicilia rispetto all'Europa. Per superarlo serve ritagliarci una nuova centralità nel bacino mediterraneo, continua Musumeci, avere l'ambizione di non candidarci a essere la piattaforma logistica di quell'area, tornata a essere luogo di transito e di scambi. Per farlo servono alla Sicilia le infrastrutture strategiche che lo Stato ha solo promesso e che Palermo con poca convinzione ha sollecitato. Opere che facciano promuovere velocemente persone e merci. Al governo Draghi, come ai precedenti, non chiediamo solidarietà né gesti di carità, ma la dotazione di infrastrutture capace di rendere appetibile e attrattiva la nostra isola agli investitori. Tutto il resto lo faremo noi siciliani. Il presidente della regione afferma poi come il tema dei costi legati alla insularità ci costa oltre 6 miliardi l'anno, abbiamo il diritto di chiedere il collegamento stabile sullo stretto. Se i nostri treni viaggiano a 80 km all'ora è giustificato chiedere allora l'alta velocità anche da noi. Per avviare tale strategia, aggiunge Musumeci, non servono contrapposizioni con Roma o con Bruxelles, ma una interlocuzione istituzionale alimentata da sano realismo. In questa direzione ci sarebbe di aiuto la tanto attesa revisione dello Statuto, rendendolo quindi adeguato alla nuova dimensione costituzionale, comunitaria e nazionale. Ma serve anche abbandonare del tutto la logica dell'assistenzialismo e del familismo, che ha prodotto solo povertà, ingiustizie e contiguità opache, e guardare quindi alle imprese come fonte di vera ricchezza. Occorre, conclude il Presidente della Regione, la piena condivisione di tutti, classe dirigente, politica, burocrazia innanzitutto, perché da solo nessun governo della Regione potrebbe mai vincere questa sfida che va affrettata proprio adesso, dopo la drammatica pandemia che ci ha messi duramente alla prova.